Si è bloccato il turno. Infatti non siamo mai entrati in partita. Credo che meglio alla Lazio che non gli abbiamo dato una grossa mano perché non riuscivamo a organizzarci bene nella fase di non possesso perché erano bravi a smarcarsi fra le linee col trequartista. Quando avevamo la palla non riuscivamo a giocare, ci siamo un po' intimoriti subito, poi abbiamo preso gol e di conseguenza ci siamo abbattuti ulteriormente e la reazione stentava ad arrivare, quindi la prima occasione l'abbiamo avuta con Di Natale alla fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo ci siamo un po' riorganizzati, fra l'altro all'inizio abbiamo sofferto che D'Agostino aveva un problemino subito e quindi stava provando un po' per capire se riusciva ad andare avanti o meno. In quel momento loro hanno preso anche il sopravvento, poi nel secondo tempo ci siamo riorganizzati, abbiamo visto qualche cosa, certi meccanismi e la squadra ha fatto secondo me un ottimo secondo tempo perché ha avuto una grande reazione, frutto di gioco anche in velocità, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo creato molto, abbiamo ripreso la partita per ben 2 volte e addirittura abbiamo sfiorato la terza segnatura in 2 occasioni nel recupero, quindi c'è stata una reazione che magari 15-20 giorni fa sicuramente questo tipo di reazione non poteva mai arrivare. Non lei ha dovuto fare di straordinario nell'intervallo degli spogliatoi? No, ma i ragazzi sono consapevoli perché peggio non si poteva fare, loro sono consapevoli quando giocano bene e quando giocano male se ne accorgono da soli, non c'è bisogno di fare straordinari. È chiaro ci siamo un po' rasserenati e abbiamo guardato un po' in faccia perché capire questo tipo di atteggiamento non era facile perché è inaspettato in quanto una squadra ha lavorato bene tutta la settimana, poi sembravamo stanchi, si arrivava in ritardo sulla palla, diciamo non ha funzionato niente, però ripeto, quando si ha questo tipo di reazione è un fatto positivo perché la squadra non sta mai a perdere, non vuole mollare mai, alla fine non era facile, il gol ci ha tagliato le gambe, fra l'altro dopo che avevamo avuto un minuto prima un'occasione con Quagliarella che ci ha tagliato un attimo le gambe, però anche lì ci siamo rialzati, abbiamo continuato a giocare, abbiamo trovato il gol in altre 2 occasioni e con 4 attaccanti abbiamo mantenuto anche l'equilibrio. Mister, senta, se lei dovesse scommettere sul risultato di Torino, visto l'imprevedibilità di questa squadra, che cosa scommetterebbe? Eviterei. È difficile da capire, no? Come può essere ogni tanto sinceramente non mi aspettavo questo primo tempo, perché ripeto, quando li vede allenare bene a ritmo intenso sei fiducioso, l'approccio non è stato positivo, abbiamo preso il gol, abbiamo avuto questa acciacca iniziale, un D'Agostino, quindi stentavamo, però ripeto, sono fiducioso perché i ragazzi non mollano mai, ecco, questo è lo spirito che adesso si è ritrovato, invece prima in qualche partita 20 giorni fa magari eravamo meno reattivi in un certo senso. Ecco, sono ragazzi anche molto legati perché alla fine della partita ho visto tutti i compagni di Pepe molto abbracciati. Ma sì, ma è capitato a Pepe sprecare un'occasione, è capitato ad altri, quindi è normale, siamo un gruppo e se non ci aiutiamo quando c'è qualche errore, lo spirito deve essere quello, di aiutarsi quando si sbaglia, perché se sbaglierà, se sbaglia quel paese un ragazzo che sbaglia, quello aspetta che magari sbaglia l'altro per ricambiare, quindi sono cose reciproche che si devono fare quando c'è un gruppo e noi abbiamo sempre dimostrato di esserlo perché il gruppo è molto unito e quindi nei momenti di difficoltà i ragazzi si aiutano, quindi ha sbagliato anche perché era molto stanco, ha fatto una grande partita, Come sempre da tutte, dei 3 attaccanti hai un ruolo diverso perché io gli chiedo più fase difensiva perché devo lasciare un po' più libera sia la prima punta sia Di Natale per spaziare un po' così, però ripeto va bene così. Mister, adesso ci sono 2 gare nell'arco di una settimana, mercoledì e sabato, il termometro della forza fisica e della condizione psicologica cosa dice? Vediamo domani, gli acciacchi ci sono, è probabile ci sarà qualche alternanza, qualcuno forzata e qualche altra meno, lo vedremo nei prossimi giorni chi sta bene, chi sta meno bene, adesso valutiamo poi se si può qualche alternanza si deve fare in questa fase di tempo. Alternanza in che reparto? Non so, dipende da come stanno i ragazzi. Abbiamo visto oggi Isla che ha sostituito D'Agostino a centrocampo, l'ha piaciuto, potrebbe essere questa una possibile alternanza per le prossime gare? Ha fatto molto bene, vedremo nei prossimi giorni. Perfetto.